Sorfinanzieri del comando provinciale de Nugoro, promedio del reparto della brigata de Bosa e della tenenzia de Siniscola, hanno fatto due operazioni contro evasione fiscale e abusivismo commerciale. Sor militare della tenenzia de Bosa hanno fatto un servizio contro sos affittos in Nigheddu. Hanno cassato un nomine de Macumele chi impreande una società de capitalese dai su 2003 che affittava immobile de proprietà balanzande di Nare Meda. Sor finanzieri, confrontando ar banca d'attos che in elemento scolleos in ziru, sono resessiose scoperte risultanto balanzao che in immobiles affittaoso finza schenza contratto regularese, dande però ricevuta sprosultanto rizivium ma chenza l'ar declarare a su viscu. Accabata l'ispezione, sor militares hanno accertato che somine noata declarao 200.000 euro e procussano a pediu misuras cautelares e sa disponibilidade desa sociedade. Sor finanzieri desa tenenzia de Siniscola, paris a sosa agenter desa Polizia Municipale de San Teodoro, hanno fatto un'operazione contro su commercio abusivo in sasi spiaggia de La Cinta e lui impostu. Sor militares hanno cassato battor vendidores ambulantes desa Mauritania, desu Bangladesh e desu Senegal, che vini vendende senza sas autorizzazioni, violando la legge regionale che disciplina sas attivitades commerciales. A sos abusivos lis hanno posto contravvenziones e sequestrao prur de battomizza articulos postos a disponimento de su comune de San Teodoro competente per definire illicito amministrativo. Sa muzzadura sos trasferimentos istatales a sos entes locales este un problema grave meda che ha bisogno di risposta all'estras, ma che queriat affrontau zai in sos ultimos decannos e procussu s'allarme de sa maggioranza de centro-sinistra chi governa sa regione, chi espedinde a sindicos e parlamentari disimmobilitare parete troppo addasiada e troppo accursa sa selezione regionales pro non parrere fatta apposta, prusa prestu sa regione azzudete sos comunes e chiana de pidos anticoso. All'unarrere este su senatore de su Movimento 5 Stelle Emiliano Venu, sincrar desaddobiu de sas commissiones consiliares e bilancio e autonomia che hanno vavedau de una avvertenzia intradas nova. Mancari deu sia a disponimento pro discutere, mi pare che questa mobilitazione straordinaria non sia credibile, calana promuove appezzicando dai su governus che sono andaoso sos amicoso de unu tempusu. Dunque scommo si podete fa vedere in claro, mentre prima fin menzus a barrara samuda si che ti venu. Chi su ta linea ta commente sas amministraziones de centro-destra e de centro-sinistra che in sos ultimos decannos hanno governau, cander veniu mancus udinare prososente locales su una barrada sa samuda e hanno subiuso si sepper fattor dai sos ultimos governos nazionales appoggiaoso proprio da esa parte politica e soro. Pro su settore edilizio in Sardegna parete che sa crisi non queriata abrandare. In su 2017 di fattisi sos interventos in Sardommo su nistao spezzi battomizze setticentos su 60 chimbe procento in manco rispetto a su 2017. In su 2017 ha connotto una crisi lezza vinza su settore immobiliare che abidu minimandes a vendita di su 30 chimbe procento rispetto a su 2017. Carchesinzale de mezzoru serviti in sos primos 3 meses de su 2018 ube su mercao escre desudeche, battos procentu. All'unare resta esultimo documento desa CNA Sardegna che analizza l'andamento di su comparto edilizio. Desu 2014 che a oggi battappi in tutta Italia un mudamento che in Sardegna sta arribau pezzi in su 2015. Per su 2018 però la CNA carchi spera la data, considerando l'esandamento buono desos primos 3 mesi dell'anno. In Sapratta de Florina, in occasione di un altro appuntamento della nuova edizione del Festival Florinas in Giallo, l'Isola dei Misteri, dedicato a suo genere letterario giallo, scrittora napoletana Sara Bilotti ha presentato l'ultimo libro suo, I giorni dell'ombra, imprentato dai Mondadori. A scrittora napoletana l'ha intervistata a Mauro Pugeddu, magistrato e scrittore nugoresu, indennante di uno pubblico di amantiosos de su genere, attento e interessato. I giorni dell'ombra è un thriller ambientato in
in intro di un condominio, che affronta ta questione edilicasa, che ha su controllo mentale e a sarelata de dipendenza che aborta naschiti intre sa vittima e su carnefice, in sos abusor fisicos e psicologicos. Sara Bilotti ha cominciato in su 2002 che pubblicando esos contos nella carne. Ha scritto la trilogia L'oltraggio, la colpa e il perdono, este zai traballando su romanzo nuovo, sempre un thriller.